ma gravissime le condizioni del campione Alex Zanardi. Il pensiero e la vicinanza del governatore Zaia alla porta della sua casa di Noventa Padovana, fiori e messaggi. I tamponi eseguiti dal 1 giugno ad oggi dicono che il Covid-19 colpisce meno con minore intensità. Il virus si sta spegnendo, afferma il coordinatore delle microbiologie del Veneto. Vessava fisicamente e verbalmente gli ospiti della casa di cura di cui si occupava, operatore sociosanitario indagato dalla squadra mobile di Vicenza. Nella nostra regione sono quasi 335.000 i beneficiari del bonus di 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020. I dati INPS sul Veneto, erogati 201 milioni di euro. Vogliamo il permesso di soggiorno nella giornata mondiale del rifugiato, la manifestazione di lavoratori extracomunitari davanti all'ufficio immigrazione della questura, la richiesta, il permesso di soggiorno. Fu uno dei leggendari protagonisti della Gran Inter Herrera negli anni 60, è morto a 78 anni Mario Corso, da Verona aveva scalato l'Olimpo del calcio con i colori nero-azzurri. Venezia celebrerà domani i remi della ripresa post-pandemia con la Vogada della Rinascita, ci si attende di superare le 100 imbarcazioni. Buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre il telegiornale della Regione del Veneto. In apertura l'incidente ad Alex Zanardi, l'ex campione di Formula 1, pare sia stabile ma comunque in condizioni molto gravi. Il pensiero del presidente Zaia è su Instagram, il video pubblicato prima del dramma. Ciao, sono qua con Enrico, siamo arrivati a Brolio, ci hanno dato un bellissimo pensiero. Del nostro paese. L'ultimo video su Instagram prima della staffetta, prima del drammatico incidente sulla sua handbike all'altezza di Pienza. Affrontava quella prova con il consueto entusiasmo Alex Zanardi. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Grazie a voi. Siete nel nostro cuore, sempre. Via che la strada è lunga! E lunga rischia di essere anche quella verso la ripresa. L'ex pilota di Formula 1, sottoposto nelle scorse ore a un delicato intervento neurochirurgico, è in coma farmacologico all'ospedale di Siena, dove è arrivato con un serio trauma cranico e facciale. Le sue condizioni sono stabili ma gravissime. Per lui, Veneto d'adozione, la vicinanza del presidente Zaia. Spero veramente che ce la faccia. Lui è una fibra forte, spero che ce la faccia. Penso che sia un in bocca al lupo collettivo, penso che non ci sia un cittadino italiano che non provi simpatia per Alex Zanardi. L'incidente nel 2001, la perdita delle gambe, la seconda vita da campione di handbike, i successi paralimpici. Si è raccontato così Zanardi lo scorso novembre a Padova. Io so di essere un uomo fortunato che al di là di tante belle esperienze, in verità in questi primi 50 anni erotti di vita, gliene ha infilate davvero un numero incredibile. Ecco, e questa è la cosa più stupefacente, quante cose diverse sono riuscito a fare nella vita anche grazie a ciò che mi è successo. Il manager degli sportivi, il trevigiano Andrea Vidotti, l'ha incontrato a casa sua a Noventa Padovana lo scorso autunno. Una persona, un esempio per tante persone. Mi viene in mente la frase che lui ha detto dopo il famoso incidente in cui perse le gambe. Quando mi sono risvegliato ho pensato a quello che mi è rimasto, non a quello che ho perso. Questa è la filosofia che può spiegare bene il personaggio Zanardi. Tornano alla mente le immagini dell'arrivo alla Venice Marathon del 2012, in cui Zanardi, che partecipava con l'amico Francesco Canali, malato di SLA, gli fece superare il traguardo scendendo dall'handbike e spingendolo a braccia. Uno capace di tutto, Alex, capace di spostare il limite sempre un po' più in là, e come farlo l'ha spiegato con la metafora dei 5 secondi. La metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi, è chiaramente una metafora ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che ti stava di fianco l'avversario ideale che tentavi di battere è effettivamente rimasto indietro e che quindi valeva davvero la pena farlo quel tentativo. Noi oggi siamo andati nella sua Noventa, comune della cintura urbana di Padova, nonostante i molti impegni, vive lì, tutti ne hanno una grande stima e tutti ovviamente stanno pensando a lui in questo momento. Se sulla terra esistono gli angeli, Alessandro Zanardi ne ha 2 tra i vicini di casa. Agata e India sono arrivate con la mamma fin sul cancello di casa del campione e hanno lasciato peluche e disegni con cuori e stelle con scritto "Forza, non mollare, ce la farai". Il pilota bolognese, 90 di adozione, ha proprio fatto proseliti. Ora sono i suoi ammiratori a dirgli "Vivi, risorgerai anche stavolta".
Un incoraggiamento per Alessandro, per la moglie Daniela e loro figlio Niccolò. A Noventa il dispiacere è enorme, ma da qui parte un fiume di incoraggiamenti a Zanardi. È un esempio per tutti, per i giovani, per me che sono vecchia, è una persona eccezionale. Adesso mi viene da piangere, allora... È già risorto una volta. Sì, diamole un'altra opportunità. Diamole un'altra opportunità perché se lo merita. È una forza della natura quell'uomo, lui e anche la sua famiglia. Risorge un'altra volta, ce la farà. Spero che come ce l'abbia fatta la prima volta ce la farà anche questa volta perché è un grande, c'ha tanta forza e quindi... Se lo merita. Sì, ha voglia, è un unico campione, campioni così non se ne vedono e quindi ce la farà. È forte, Alex è forte. Mi capita spesso di vederlo qui per Noventa Padovana, quindi lo vedo, lo sento vicino e speriamo bene. Preghiamo che venga, che vada per il meglio. Sono molto dispiaciuta per Alex e speriamo che lui ce la faccia, veramente. È già risorto una volta. Risorgerà anche questa. Non solo Noventa Padovana, di fatto tutto il Veneto è con il fiato sospeso, ecco il ritratto che ne fanno di lui alcune autorità civili e religiose. Da noventano, quindi da concittadino e da rappresentante anche della provincia, cosa si sente di dire ai familiari di Alex? Io mi stringo al loro dolore e al loro momento molto difficile. Sono convinto che come ha vinto tante battaglie riuscirà a vincere anche questa. Zanardi, testimonial d'eccellenza del paralimpismo, domenica avrebbe dovuto inviare un videomessaggio di saluto e di incoraggiamento agli allievi dello schermitore olimpionico ipovedente Matteo Ardit, impegnati a Marcon. Se qualcuno non conosceva il mondo paralimpico, bastava nominare Alex, che una persona inquadrava subito la situazione del mondo paralimpico, una persona sempre disponibile nonostante i suoi impegni, perché impegnato col paralimpismo, ma anche poi lui correva ancora con le auto, ma sempre disponibile. Il paralimpismo, che negli ultimi anni ha avuto anche un grande successo, ma è proprio con l'evento di Zanardi che ha portato questo entusiasmo e questa conoscenza, perché lui era un grande comunicatore, un grande atleta, una grande persona e quindi ecco, quando si dice Alex era movimento paralimpico, io sono certo che ce la farà, perché lui, come sappiamo, è forte, ha lo spirito, non molla mai, ecco, non molla mai. Per Alex Zanardi pregano anche i frati del Santo di Padova. Il rettore padre Svanera lo aveva incontrato di passaggio per la Basilica durante la staffetta ciclistica. Il rettore ricorda che il campione era molto carico, sorridente, gioviale, motivato. Andiamo a vedere la tabella dell'Azienda Zero, andiamo a vedere il numero dei contagi nelle ultime 24 ore da Covid-19. C'è un solo caso di nuova positività ed è stato registrato in provincia di Belluno. Il numero totale dei casi dall'inizio dell'emergenza dunque è 19.239 attualmente positive, ci sono 574 persone decedute dall'inizio dell'emergenza sono 2.002, mentre le persone guarite sono 16.663. In isolamento ci sono 896 persone. Come vedete nella tabella non è stato registrato fortunatamente alcun decesso fino a questo momento. Ed è uno studio di cui la comunità scientifica dovrà assolutamente tenere conto, quello elaborato e presentato oggi dal coordinatore delle microbiologie del Veneto Roberto Rigoli al punto stampa del presidente Zaia, e da cui emerge una notizia molto importante, ovvero quella che il Covid si starebbe spegnendo. Noi abbiamo pochissimi positivi rispetto al periodo passato e di questi positivi iniziamo a porci il problema se sono veramente positivi o sono dei falsi positivi, e questo dà il segnale che il virus sicuramente si sta spegnendo. Non più uno squalo, per usare le parole del presidente Zaia, ma un pesciolino. L'esame dei tamponi eseguiti dal 1 giugno a oggi dice che il Covid-19 ha perso di aggressività e di capacità di attecchire. Prova ne è che in un contesto a rischio come l'ex caserma Serena di Dosson il contagio si è fermato a 2 soggetti. Il virus è meno virulento e lo vediamo, cioè è una cosa talmente lampante, non abbiamo più pazienti che arrivano ricoverati,
Sicuramente circola meno probabilmente anche per quello che abbiamo fatto tutti quanti. Su 60.000 tamponi solo 210 positivi e di questi solo in 11 casi rintracciarlo in laboratorio è stato possibile entro i cicli di cosiddetta amplificazione del virus normalmente previsti. Per gli altri la ricerca è stata molto più difficoltosa e questo, secondo il coordinatore delle microbiologie del Veneto Rigoli, spinge a riconsiderare l'effettiva positività e soprattutto la contagiosità di questi soggetti. Riteniamo che probabilmente alcuni pazienti a cui noi diamo un risultato positivo in biologia molecolare al tampone, questi potrebbero non essere infettanti, potrebbero avere dei virus morti o dei pezzi di virus. Tracce rimaste a livello cellulare non più attive, dati preliminari, sottolinea Rigoli, da consolidare, ma di cui il Veneto è in possesso e il mondo scientifico deve tener conto e che permettono una possibile lettura dei prossimi mesi. Ci sono 3 possibili cose che succedono. Una, torna virulenta come prima, ma questo mi pare abbastanza difficile. 2, torna come è successo per l'H1N1 e come altri virus che sono diventati tra virgolette buoni e che fanno parte dei normali virus influenzali che tornano ogni anno. 3, potrebbe non tornare e seguire la strada della SARS che tra il 2003 e il 2004 ha fatto quello che doveva fare e poi è scomparso. Novità sono in arrivo infine anche sul fronte della diagnostica. Si sta sperimentando un test multiplo per il prossimo inverno in grado di distinguere tra Covid e influenza stagionale. E nel corso del punto stampa oggi il governatore è tornato a parlare di elezioni. Sentiamo. Dopo le dichiarazioni del dottor Rigoli sulla perdita di potenza del virus ad oggi, il presidente Zaia è tornato ad affrontare il tema delle mascherine. Il tema non è esorcizzare la mascherina e metterla sul banco degli imputati, il tema è di dire che la mascherina per un po' di tempo ce la dobbiamo avere in tasca, in borsa, da qualche parte. Se c'è un minimo di assembramento, indossiamola. Se riteniamo che il luogo nel quale stiamo andando abbia necessità, cioè se noi entrassimo in un ambiente dove c'è polvere in sospensione, ma c'è qualcuno che sta facendo spolverando, non so, c'è qualcuno al compressore che soffia uno scantinato e avete la mascherina del coronavirus, voi cosa fate? Ve la indossate e dite vabbè non sarà coronavirus ma mi riparo. Considerate che poi diventerà un elemento che utilizzeremo, no? Anche perché avremo una cultura rispetto all'assembramento che è diversa rispetto a quella che avevamo prima. Intanto continua la polemica tra Roma e Zaia sulla data delle elezioni. A tutt'oggi il governo italiano non ha fissato la data delle elezioni, questo deve essere chiaro a tutti. C'è la finestra ma non la data specifica al presidente che ribadisce quanto sia fondamentale l'Election Day. Se il governo mi convoca l'Election Day il 27, vuol dire che io spreco 14 milioni di euro, non approfitto dell'Election Day perché vi ricordo che l'Election Day che vuole fare il governo ci vuole mettere il referendum. Quindi non sarà solo un election day regionali e quel po' di comuni che andranno a votare, ma sarà un election day per tutti i comuni e per tutti i cittadini perché c'è il referendum. Quindi per onestà dico che noi auspichiamo che l'election day sia il 20. Ovvio che se questi ce la mettono il 15 di dicembre noi a questo punto convochiamo il 20 di settembre. Ed ora ci spostiamo sui Colli Euganei perché oggi è ripreso un incendio, stiamo parlando di Rocca Pendice in comune di Teolo, nella stessa zona nella quale si era già verificato un rogo lo scorso 3 giugno. Qualche focolaio sotterraneo, nonostante le piogge degli ultimi giorni, è ripreso. Viva città! Anche questa volta sono intervenute in zona le squadre forestali di antincendio boschivo ed è arrivato anche l'elicottero della regione del Veneto. La comunicazione è stata data proprio dall'assessore all'ambiente Giampaolo Bottaccin. Dopo aver fatto sgombrare la zona utilizzata da molti rocciatori come palestra di allenamento, sono iniziati i lanci dell'elicottero. Vento permettendo, si conta di poter chiudere entro sera le operazioni con lo spegnimento del focolaio dovuto alla riattivazione di un camino, ma per precauzione sono state comunque già preallertate le squadre forestali che insieme alla protezione civile di Albignasego provvederanno ad eventuali ulteriori bonifiche da terra anche nella mattinata di domani. Adesso ci spostiamo nel Vicentino per parlarvi di un caso di maltrattamenti. Un operatore sociosanitario maltrattava gli ospiti della casa di cura di cui si occupava. È stato indagato dalla squadra mobile di Vicenza.
Il suo compito era lavarli, vestirli, ma mentre lo faceva non tralasciava di vessarli fisicamente e insultarli anche pesantemente. Nei guai un 45enne operatore sociosanitario, un OS, che lavora all'interno di una struttura pubblica accreditata di Montecchio Precalcino. Le vittime delle sue angherie, persone con gravi disabilità psichiche, ospite del centro. La squadra mobile di Vicenza, allertata da alcune segnalazioni arrivate all'interno della struttura, ha monitorato per 6 mesi la sua attività, filmando le sue azioni con intercettazioni ambientali, riuscendo a ricostruire diversi episodi. Gli episodi che sono contestati riguardano sia maltrattamenti fisici, quindi schiaffi, percosse lievi, e maltrattamenti di natura psicologica. In più, oltre all'attività di intercettazione, si è aggiunta anche un'attività di altra natura, ricostruttiva, delle vicende che riguardavano la situazione di questi pazienti. Operatore sanitario che già aveva lavorato in altre strutture sul territorio vicentino. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei confronti dell'uomo la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e il divieto per 12 mesi dell'esercizio della professione di operatore sanitario. La stessa struttura dove l'operatore lavorava, assunto da un paio d'anni, aveva nel frattempo sottoposto il 45enne OS a provvedimento disciplinare. Restiamo a Vicenza. Una donna sotto shock perché è tornata a casa nel parcheggiare, avrebbe investito un uomo, ma in realtà poi si è accorta che l'uomo era già deceduto. Dramma nella notte in via Emanuele Filiberto di Savoia a Vicenza. Una donna nel rientrare a casa fa retromarcia per parcheggiare l'auto nello spazio condominiale quando urta contro un ostacolo. Scesa dall'auto alla scoperta, sotto le ruote il corpo di un uomo, un 51enne condomino. Sotto shock la donna ha chiamato il marito, il quale a sua volta ha avvisato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, SUEM e polizia. Da una prima immediata ricostruzione sembra che l'uomo possa aver avuto un malore dopo aver fatto un giro in bicicletta. Indossava infatti ancora la tenuta da corsa ed essersi poi accasciato al suolo. La donna non si sarebbe quindi accorta del corpo a terra, rotandolo. Cambiamo decisamente argomento. In Veneto sono quasi 335.000 i beneficiari del bonus di 600 euro per i mesi di marzo e aprile, un provvedimento che il governo ha voluto mettere da subito in campo per sostenere i lavoratori penalizzati dal coronavirus. Lo ha affermato Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento, riportando i dati INPS sul Veneto in merito ai pagamenti del bonus. In particolare ha sottolineato D'Incà, per i professionisti e i collaboratori sono 28.154 le domande, mentre per gli autonomi 268.272, 17.000 quelle per i lavoratori stagionali nel settore turistico, 18.000 riguardavano i lavoratori del settore agricolo, 2.200 i lavoratori dello spettacolo. In totale nella nostra regione sono stati erogati quasi 201 milioni di euro. Questa misura, introdotta con il decreto Cura Italia, ha osservato D'Incà, è servita a dare ristoro ai lavoratori dipendenti, soprattutto autonomi, ed è stata confermata anche nel mese di maggio. Ed oggi, lo sapete, è la giornata mondiale del rifugiato. Vivono e lavorano in Italia, vogliono diventare cittadini regolari. Vi facciamo vedere la protesta di alcuni migranti a Marghera. Permesso di soggiorno! Permesso di soggiorno! Vogliono essere cittadini regolari, continuare a lavorare e vivere in un paese in cui sono considerati uomini e donne e non braccia. Nella giornata internazionale del rifugiato si sono ritrovati in via Nicolodi a Marghera, a 2 passi dall'ufficio immigrazione della Questura di Venezia. Le loro richieste partono dall'estensione a tutti i settori delle procedure di emersione e regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari. Si è molto mobilitata la comunità migrante del territorio e moltissimi sono i lavoratori in Fincantieri che saranno costretti a licenziarsi da un contratto a tempo indeterminato per stipulare un contratto falso come lavoro domestico, perché con i permessi temporanei almeno quello permette di ottenere un permesso di lavoro e di non ritrovarsi clandestini tra 2 mesi. Un documento che contiene gli 11 punti della piattaforma rivendicativa della campagna nazionale Siamo qui, sanatoria subito, viene consegnata al viceprefetto vicario di Venezia Sebastiano Cento.
L'emersione e la regolarizzazione, dicono i manifestanti, rappresentano un argine allo sfruttamento dei lavoratori e una condizione di sicurezza per tutti. Qui in Comune di Venezia siamo, come immigrati siamo numerosi, più di 10.000, però senza permesso di soggiorno sarà sui 500-600. Siamo tanti qui con la famiglia che vivono da tanti anni, vedete anche un po' in scuola che siamo 25-30%, siamo solo noi, allora perché siamo venuti da tanto lontano, poi non è facile che torniamo dietro, allora noi siamo ormai integrati qui in questo paese, questa città, in Venezia, siamo veramente numerosi, comunità bengalese, allora il nostro futuro è qui. Pochi secondi di pubblicità e poi ancora in diretta per le notizie. Lutto nel mondo dello sport per la scomparsa a Milano di Mario Corso, leggendario giocatore della grande Inter degli anni 60. Aveva 78 anni ed era nato a Verona. Geniale centrocampista, ha legato il suo nome ai successi dei neroazzurri che sotto la guida di Elenio Herrera conquistarono 3 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe intercontinentali. Tra i tanti messaggi di cordoglio quello dell'Hellas Verona in un messaggio su Twitter: piangiamo la scomparsa di un grande interprete del calcio italiano quale è stato Mario Corso. Sulla panchina giallo-blu nella finale della stagione 91-92, le più sentite condoglianze a familiari e amici tutti. E da Venezia continuano le polemiche sulla realizzazione dell'inceneritore di Fusina, ad alimentarle anche il provvedimento che ha proibito la raccolta delle firme contro l'opera in alcuni parchi pubblici. Il tema è di quelli che tengono banco, ma su dove si debba o si possano organizzare iniziative di confronto su un progetto discusso come il nuovo impianto di termovalorizzazione di Fusina è polemica, dopo che il servizio tecnico e amministrativo dell'istituzione Bosco e Grandi Parchi, ente controllato dal Comune, ha negato la possibilità di raccogliere firme contrarie all'impianto per bruciare combustibile da rifiuto e fanghi essiccati nei parchi di San Giuliano e della Bissuola. In questi anni purtroppo la possibilità di confronto dei cittadini è diminuita, quindi è un leitmotiv di questa amministrazione. Pensiamo all'eliminazione delle consulte, anche quella sull'ambiente che sarebbe stata importantissima in questo caso, così come gli spazi dedicati agli incontri dei cittadini, adesso si negano addirittura le raccolte firme all'esterno. Questo è inaccettabile, i cittadini hanno diritto di poter raccogliere le firme e presentare le proprie istanze, sarebbe necessaria una nuova amministrazione che ascolti i cittadini e condivida le scelte. Il permesso a raccogliere firme contro l'inceneritore di Fusina è stato negato per l'argomento di natura politica e la concomitanza con il periodo elettorale. Contro il progetto si sono schierate diverse associazioni e la municipalità di Marghera ha promosso diverse iniziative di confronto, alle quali però non si sono visti rappresentanti dell'amministrazione comunale. Sin dall'inizio ha promosso iniziative di confronto con i cittadini, organizzando 2 incontri a Malcontenta per parlare direttamente quando il Comune non si è minimamente mostrato attento a una discussione né con la municipalità e tantomeno con i cittadini. Non si è mai presentato e non abbiamo mai potuto discutere. Ora che i cittadini chiedono di poter dire la loro e raccogliere le firme, riteniamo che sia veramente folle questo atteggiamento, che invece debba essere completamente cambiato con un nuovo modo, anche coinvolgendo le stesse municipalità. I carabinieri di Villafranca di Verona hanno rintracciato e portato in salvo un 13enne di Mozzecane che si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione nel pomeriggio di ieri. L'allarme da parte della famiglia era arrivato ai militari dell'Arma in tarda serata. Il ragazzo non era tornato a casa dopo aver trascorso il pomeriggio con alcuni coetanei. Temendo il peggio, i carabinieri hanno immediatamente avviato tutte le procedure necessarie, concordando anche con la prefettura di Verona la possibilità di inviare già nella notte nel territorio alcune squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile. Fortunatamente il ragazzo è stato ritrovato alle prime luci della mattina da una pattuglia nel comune di Sorgà. Il 13enne in buona salute ha riferito ai militari di essersi allontanato da casa a bordo della sua bicicletta dopo un litigio per futili motivi con i suoi genitori. Venezia celebrerà domenica ai remi la ripresa post-pandemia. Sono attese circa 100 imbarcazioni. La manifestazione voluta dalla Pantalon Club di Venezia è supportata dal Comune ed è stata presentata a Cafarsetti. Fautori dell'iniziativa anche l'ULS 3 Serenissima e il Gran Teatro La Fenice. Venezia riparte così, ai remi. Ecco il senso della Vogada della Rinascita, che si terrà domenica mattina con ritrovo delle imbarcazioni alle 10:15 nella Darsena Grande dell'Arsenale.
Partenza alle 11 e prima tappa di fronte all'ospedale civile. Sappiamo che il ritorno alla normalità non sarà da domenica, ma è il segnale comunque importante attraverso l'aggregazione, quindi quel passo in avanti a ricondurci a quella che era una vita abituale. A volere questa manifestazione il Panathlon Club di Venezia, presieduto da Giuseppe Zambon. Aspettavamo tutti, non solo noi ovviamente, questa rinascita della città, questa presa di possesso delle acque da parte dei cittadini veneziani. A mezzogiorno l'ingresso in Rio di Canareggio con il corteo che farà un secondo alzaremi davanti alla casa di riposo San Giobbe per salutare gli ospiti. L'arrivo di fronte alla chiesa della Madonna della Salute è previsto entro le 12:50. Durante il tragitto il coro della Fenice, posizionato sulla scalinata della Basilica, eseguirà alcuni brani. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, tra pochissimo il TG di Venezia. Arrivederci. Bentrovati al meteo. L'alta pressione delle Azzorre accarezza il nostro territorio, ecco che ci attende una domenica tipicamente estiva. Il dettaglio dunque del 21 giugno. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole, su tutta la nostra regione infatti sarà asciutto e stabile, il cielo sarà al massimo velato. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature in aumento ma comunque sempre nella media stagionale, minime tra i 15 e i 19 gradi, massime invece tra i 26 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo con cielo sereno e senza precipitazioni associate. Temperature minime fino a 18 gradi, massime sui 27 gradi. Non cambia di molto la situazione anche sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata caratterizzata dalla presenza del sole, solo con qualche annuvolamento ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime invece fino ai 27 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.